in collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera. La puntata di questa settimana ci ha portato all'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo Terme per la presentazione ufficiale della 16ª edizione di Agriolo. Ma prima, in questo percorso di avvicinamento alla Fiera dell'Agricoltura, faremo tappa in un'officina per parlare di trattrici, di droni e di tecnologia. Questo moderno alambico parliamo di distillazione, parliamo di distillati di lambrusco e di grappe, ma non solo, con l'uva si fanno distillati, ma con anche frutti, piccoli frutti. Ci occuperemo di questo, abbiamo fatto visita ad una microdistilleria nel Modenese. Manca meno di un mese alla 16ª edizione di Agriolo, Fiera dell'Agricoltura di Riolo Terme, che si terrà dall'11 al 13 aprile prossimi. Un appuntamento che, come sempre, accende i riflettori sul mondo dell'agricoltura, sulle tecnologie più innovative, con la mostra delle macchine agricole nel centro del paese, sulla zootecnia, ma anche sui grandi temi d'attualità, non ultimo l'alluvione che ha devastato queste terre, i risarcimenti che hanno appena cominciato ad arrivare, le possibili soluzioni. Poi Agriolo, lo sappiamo, è anche festa, è festa per i grandi, è festa per i più piccoli. Noi ovviamente ci saremo, quindi vi racconteremo tutto quello che succederà, però intanto, come ogni anno, vogliamo sottolineare quello che è il legame della fiera con il territorio, con l'agricoltura vera, quella fatta in campo, con l'ambiente, e lo facciamo incontrando le realtà che sono da sempre vicino alla fiera. E allora oggi siamo venuti qui a Casola Valsenio a trovare Mattia Baldassarri nella sua officina per parlare di che cosa? Per parlare di agricoltura intelligente, ovvero trattrici, sistemi satellitari, droni. Allora Mattia, anche in queste terre che in parte sono anche terre difficili, marginali, sta venendo avanti la tecnologia anche qui? Sì, sta venendo avanti anche qui la tecnologia. Noi siamo ben pronti a voler guardare al futuro delle nuove generazioni, e difatti non più tardi dalla prossima settimana andremo in campo a far provare la novità di New Holland, questo T400F, allestito con una guida satellitare CR7 Raven, autoguida Isobus e logicamente con attrezzatura Isobus, per poter fare in modo da interconnettere attrezzatura con il trattore e di conseguenza fare vedere anche l'interconnessione che ci può essere tra attrezzatura e ufficio, e di conseguenza questi quaderni di campagna che stanno venendo avanti, elettronici, obbligatori dal prossimo anno. Immagino che questo sia il modello, i modelli, perché sappiamo che sono tanti di questa serie, quelli più diffusi in questo territorio, dove la frutticoltura, la viticoltura la fanno da padrone. Sì, questo qui è il nostro cavallo di battaglia, T400F, è dotato di un ponte ammortizzato, di una gabina sospesa ammortizzata, e 100 cavalli di potenza, la possibilità di poter avere più larghezze, più misure per adattare, per fare più su misura il trattore, diciamo, rispettando le esigenze del cliente. Ecco, mi dicevi, scusa, ponte ammortizzato, cabina ammortizzata, cosa significano per chi li utilizza? Ponte ammortizzato, guardate qui, lui è dotato di un ammortizzatore idraulico, diciamo così, controllato da un accumulatore azoto e controllato elettronicamente. Poi abbiamo la gabina sospesa, ammortizzata con degli ammortizzatori per migliorare il comfort dell'operatore, ammortizzatori, guarda qui,
e dei Shiven Block oscillanti davanti, rimangono sotto, rimangono là sotto, che adesso non si vedono, ma comunque dei Shiven Block oscillanti. Questo fa in modo da poter migliorare il comfort della cabina. E i ragazzi invece all'interno che cosa stanno facendo? I miei tecnici stanno lavorando per applicare una guida satellitare, autoguida della Raven GR7 e niente, stanno montando l'autoguida, lo stanno preparando per la prossima settimana per poi metterlo in campo. Ecco. Ecco, sono molto richiesti perché queste sono anche dotazioni aggiuntive, vengono integrate. Sì. Sono molto richieste oppure ci si accontenta un pochino più del virgolette modelli base? Allora, diciamo che è una cosa, agli inizi alcuni miei clienti, soprattutto dove ci sono le aziende dove c'è il cambio generazionale, è molto richiesto, dove le aziende sono, diciamo, un po', dove non ci sono i figli ancora, sono un po' titubanti, ma sono convinto di riuscire a far passare il salto della tecnologia. E fare il salto della tecnologia. Sì, perché ne ho già fatto uno dei salti di tecnologia appena aprì nel 2008 e io sono convinto di riuscire a fargli fare anche questo. Sì. Ecco, ma tra l'altro tu sei poi anche appassionato a queste cose e mi dicevi che hai fatto una prova con i droni, proprio per necessità, perché poi ci sono dei vantaggi concreti, cioè non è solo la tecnologia fine a se stessa. Spiegaci un pochino che cosa hai fatto. Allora, diciamo che io oltre a essere titolare dell'officina, diciamo che seguo anche la terra della mia famiglia e insomma ci siamo ritrovati in delle condizioni che, date le copiose piogge e invernali primaverili, non c'era modo di poter accedere nei campi per fare le conciliazioni invernali sul grano. Allora, così, parlando con un mio amico, mi ha detto: guarda, facciamo una prova, concimiamo col drone, abbiamo la possibilità di concimare col drone. Allora sono stato ben entusiasta di fare questa prova e il risultato, diciamo, è stato eccellente. Non ci sono stati sprechi di concime, ho notato che non abbiamo pestato, cioè non era possibile accedere al campo perché era bagnato, però diciamo abbiamo colto l'occasione anche per trarre un vantaggio che non l'abbiamo pestato, non abbiamo calpestato le piantine di grano, quindi abbiamo fatto un lavoro eccellente, un po' perché non abbiamo sprecato concime, un po' perché non abbiamo rovinato le piante che avremmo rovinato passando col trattore. Certo. Ecco, ovviamente tu il campo l'avevi già mappato perché immagino che tu utilizzi mezzi di ultima generazione, quindi sapevi esattamente dove andava messo il concime, quanto esattamente, che anche questo è un ausilio fondamentale. Assolutamente sì. E la fiera come può aiutare in questo, a fare da volano, divulgare queste nuove tecnologie agriolo? Assolutamente bisogna presentare queste tecnologie, però bisogna presentarle senza mai dimenticarsi le nostre radici, perché la tradizione, da dove vengono le nostre radici non ce lo dobbiamo dimenticare, però nello stesso tempo noi concessionari dobbiamo presentare le nuove tecnologie anche per cercare di affascinare i giovani e fargli vedere alle giovani generazioni che il mondo dell'agricoltura sta cambiando come sta cambiando tutto. Bene, allora io intanto ti ringrazio, adesso i trattori da qua, da Casola Valsegno, faranno pochi chilometri e arriveranno a Riolo Terme, parcheggiati davanti all'istituto alberghiero Pellegrino Artusi che ospita proprio fra qualche ora, che ospiterà la serata di presentazione ufficiale della 16ª edizione di Agriolo. Lì raggiungeremo anche noi, ma intanto sempre a proposito di macchine, di tecnologie di ultima generazione, con un occhio però al bacino del Mediterraneo, vediamo che cosa si sta preparando per l'8ª edizione di Agri Levante, rassegna internazionale che si terrà a Bari dal 9 al 12 ottobre prossimi. Un evento che vuole essere un faro sull'agricoltura del Mediterraneo, quindi quella del centro-sud Italia, ma anche quella del Nord Africa, quello dei Balcani, una rassegna organizzata da Federunacoma che è stata presentata non a caso al CIEAM di Bari, che è il Centro Internazionale di Alti Studi Agronomici Mediterranei. Allora sentiamo la Presidente di Federunacoma, Maria Teresa Maschio, e il Direttore Generale Simona Rapastella, che ci darà qualche anticipazione sull'evento. Noi intanto raggiungiamo Riolo Terme, poi una breve pausa, linea Claudio, e ci ritroviamo in finale di puntata con la cena all'Istituto Pellegrino Artusi. Agri Levante è una fiera per noi importante che organizziamo, che è ripartita dopo il blocco, il fermo dopo Covid, è ripartita nel 2023 con gran successo
e quindi siamo sicuri di un'edizione importante anche per il 2025, ma importante perché è una fiera che sarà sempre più importante per quest'area del Mediterraneo, perché sta diventando anche un argomento strategico del nostro governo. C'è un piano Mattei che si sta sviluppando, che sta prendendo forma e sul quale tutti i giorni veniamo chiamati a lavorare. Noi come federazione siamo coinvolti in primo piano, che poi non riguarda solo l'area del Mediterraneo, ma sappiamo che riguarda anche tutta quella parte dei paesi dell'area subsahariana che poi sperano in uno sviluppo e quindi nella possibilità di avere uno sbocco in quest'area del Mediterraneo. Quindi Agrigento è sicuramente una fiera che sarà, come abbiamo detto in conferenza stampa, un faro per tutta l'area del Mediterraneo nell'agromeccanica. Un'edizione che promette un successo che segue del resto l'edizione 2023. Sono già tante le industrie espositrici che hanno fatto domanda alla rassegna, abbiamo già coperto oltre il 75% della superficie espositiva, ma non solo, i focus espositivi sono tanti. Tutti i modelli di macchine e attrezzature per ogni genere di coltivazione, con particolare riferimento alle realtà produttive del Mediterraneo, ma ancora un nuovo spazio che assume la connotazione di un salone dedicato alle macchine per il giardinaggio e la cura del verde, che abbiamo chiamato Levante Green, uno spazio dedicato alla filiera zootecnica che entra a pieno titolo all'interno di una rassegna come AgriLevante, perché le soluzioni tecnologiche che servono questa filiera sono sempre più importanti per affrontare temi quali il benessere animale e le soluzioni performanti per questo settore, ancora droni, elettronica avanzata, robotica che dimostreranno quanto l'agricoltura guarda il futuro.